Le elezioni di domenica 26 maggio hanno riconfermato alla guida del comune di Casalvieri il sindaco Franco Moscone. Candidato al terzo mandato, Franco Moscone ha battuto la lista Casalvieri Insieme guidata da Nadia D'Angela, conquistando circa l'80% delle preferenze ed oltre 1000 voti. È stata una bellissima vittoria voluta dalla gente, infatti mi ha riconfermato la fiducia con un grande risultato di cui io li ringrazio uno per uno, perché hanno dimostrato che il lavoro svolto entro questi 10 anni è un lavoro apprezzato dalle persone, e quindi io ne sono felice, perché come sapete fare il sindaco non è una cosa proprio semplice in questi ultimi tempi. Uno fa i sacrifici, ma poi quando i sacrifici sono ricompensati dalle persone che dimostrano così tanta fiducia in te, uno si sente carico per poter proseguire poi nel lavoro che bisogna fare in tutti i comuni. La redazione del piano regolatore generale, il miglioramento della sicurezza con l'ampliamento della videosorveglianza, ma anche il recupero e la promozione turistica del territorio sono alla base dell'impegno per il prossimo quinquennio del sindaco Moscone con la sua squadra. Gli impegni sono quelli del nostro programma. Noi abbiamo presentato un programma che è molto ambizioso, ma è un programma che siamo intenzionati fortemente a portare a termine, una delle quali è la redazione quindi del piano regolatore del nostro comune. Abbiamo già approvato in Consiglio Comunale le linee guida, adesso possiamo tranquillamente proseguire e svolgere tutto quello che serve, e poi chiaramente continuare con la videosorveglianza. Abbiamo già installato 18 telecamere su tutto il territorio, abbiamo intenzione di continuare in modo tale che comunque ci sia la sicurezza anche per tutti i nostri cittadini, visto quello che succede quando le zone non sono controllate. Ma poi ci sono tantissimi altri progetti da portare a termine, come per esempio la messa o l'ultimazione dell'asilo nido, che è una struttura che abbiamo qua al centro che purtroppo fino adesso non siamo riusciti a sistemare, poi ancora sistemare il campo da tennis di Roselli. Insomma, le cose sono tante, ma abbiamo intenzione veramente di fare un buon lavoro per il comune di Casalvieri. E poi tutte le manifestazioni che noi continuamente organizziamo qua per il nostro comune. Approfitto per dire che sabato prossimo per esempio prepariamo un libro, quindi consegniamo sto libro, poi domenica c'è la festa del nostro santo patrono, e quindi insomma tutta una serie di manifestazioni, il Summer Festival e tutte queste cose che noi facciamo per l'estate proprio per favorire il turismo delle nostre zone.